Bene, ora siamo alla nostra piccola rubrica sul dialetto. Lo spiego in 3 parole per chi non ci conosce. Noi siamo estremamente convinti che parlare il dialetto sia figo. Se che non capì, vorrei l'applauso. Quindi questa rubrica sarà in dialetto. Perché? Perché pensiamo che uno può parlare italiano, cinese e la lingua che vuole, ma tenere un po' anche le nostre radici non è male. E come dico sempre, non è una questione politica, non ce ne frega niente della Lega, del PD, di sinistra, destra, alto e basso. Dovrebbe essere una cosa che riguarda tutti noi. Questa è la nostra idea del nostro piccolo. Quindi ora quello che faremo è, vi dirò delle frasi e voi per alzata di mano mi direte se avete capito quello che ho detto. Certe sono semplicissime, altre secondo me sono stato un po' più cattivo stasera. Allora, la prima: go sentio che te che hai vinto la lotteria, tonone in cariola, tonono in cariola. E fin qua traduco per chi arriva da Zimbabwe. Ho sentito che hai vinto la lotteria, tuo nonno in cariola, che è una sorta di affettuoso rimprovero, no? Tuo nonno in cariola. Ma chissà l'origine di questa espressione? Per alzata di mano. Qualcuno lo sa? Nessuno? Questa è una cosa interessante. Se cercate, quando c'erano i periodi epidemici, di pandemia per intenderci, talmente tanta gente c'era negli ospedali, quelli che erano ospedali al tempo, che tanta gente non riusciva a avere il posto letto e quindi li mettevano in attesa dentro le strutture ospedaliere sopra a delle cose che somigliavano a delle carriole, e da lì è derivato il nome in carriola. La lunga storia. Comunque cercate, molto interessante. Seconda: quando vedo a Marisa penso sempre che a scheta. Quanto tempo sei che non sentivo? Scheta. Quando vedo Marisa penso sempre che è piccola, mingherlina o no? Ma sei un po' schietta. Si dice schio? Sì, no? Non sono io. Prossima, le vedo ben finora, ma adesso le vedo. Questa. Sagale a gatta, la smeola da 2 giorni. Smeola. Vedo bene, vedo ancora bene, ma qua che muovo la vecchia guardia, cos'ha la gatta? Ma non si solo miagolare, smeolare, si miagolare insistentemente lamentandosi, o no? Da 2 giorni. Prossima: insomma, te che conosceste il moloso del tuo fiore, di me è il zeuntalocco. Andiamo a sapere. Insomma, hai conosciuto il fidanzato di tua figlia? Dimmi, è stupido, vero? Talocco, stupido. C'è pandolo, che è un'altra parola diversa. Ok, prossima. Questo è un verbo che mi fa morire. Quando che lo sento mi sbrego via. Sentivo a sera giusta la baso. Intivare. Quanto bello è intivare? Che vuol dire cosa? Indovinare, imbroccare, no? Quindi se imbrocco la sera giusta la bacio. Però intivare è come. Prossima. Ciao, ma se torna a casa Alessio? Se? E se lo sbrindo io quello. Sbrindo io. Qua si sta. Qua vi vedo bene. Traduco. Ciò lo traducevo sempre, Hey, ma è tornato a casa Alessio? Se? È un vagabondo quello. No, sbrindo io. Tutti dopo lo si dice, no? Sbrindo io. Prossima. I sei da sfanalare, ma bianchi che sei caramba. Sfanalare. O no? Sfanalare. Traduco. L'ho tradotto così, ma non lo so. Continuano ad abbagliare con i fanali. C'è una parola in italiano, sfanalare.
Lampeggiare. Traduco meglio. Continuano a lampeggiare. Vai piano che ci sono i carabinieri. Effettivamente lampeggiare. Va bene. Prossima. Tocca a meta. Vicin al Misia Oro. Misia Oro. Qua mi vedo in difficoltà. Ma se vecchia sta parola. Dove devo metterla? Vicino al mestolo. È il Misia Oro. Mazza moderni dopo. Prossima. Messo da arrivare paelotto e dite sì ancora a casa. Volevo vedere se te arrivavi puntuale. Devo capire. Messo da vedo mi mazza convinti. Messo da di qua che siamo no? Siamo complicatissimo. Traduco. Mi sono affannato ad arrivare per le 8 e tu sei ancora a casa? E allora dice, volevo vedere se tu arrivavi puntuale. E l'ultima, come dico sempre, soprattutto per gli esperti di meccanica quantistica e i filosofi teoretici. Fionde un cane, se ho cato che scorredo d'osso. Vedo bene. Figlio di un cane, se lo trovo, mi scorreggia addosso. Bel applauso.